73.000 tonnellate di umido e vegetale verranno trattate in compost, un impianto che si estende su 129.000 metri quadrati e che potrà trattare tutto il rifiuto organico prodotto nei 50 comuni serviti dalla Contarina. All'inaugurazione hanno partecipato varie autorità, fra le quali il presidente della provincia Stefano Marcon, numerosi sindaci ed il presidente della regione Luca Zaia. Qui si respirano i geni e la genetica dei trevigiani e dei veneti. Se questa è una regione che arriva all'oltre l'80% di raccolta differenziata, che fa impianti come questi, che ormai ha come forma mentis il differenziare in casa il rifiuto, lo si deve alla voglia di fare dei veneti che vogliono la perfezione e che sono i primi ambientalisti ante litteram. Inutile che vengano qua a fare lezioni ai veneti, perché quando qua si chiudevano le discariche altri si distraevano. Un impianto che eliminerà il problema dell'emissione di cattivi odori, in quanto è garantita la chiusura totale di tutti gli edifici dove vengono trattati o stoccati i rifiuti. Le novità sono innanzitutto che risolviamo alcuni problemi di disagio che c'erano rispetto alla popolazione vicina all'impianto, nel senso che è un impianto tutto chiuso con l'aspirazione dell'aria e il trattamento dell'aria in maniera tale che non si creino odori circostanti. Quindi dal punto di vista ambientale è un salto importante. Guardate che complessivamente sono 21 i milioni di investimento in questo impianto. È un impianto poi che raddoppia la capacità produttiva precedente. Un'opera attesa a lungo, hanno detto i sindaci presenti, indispensabile per la corretta gestione del rifiuto organico che consentirà di produrre un ottimo compost utilizzato per concimare il terreno agricolo. Era un impianto che Trevignano ha avuto alla fine degli anni 90, primi anni, fino all'inizio degli anni 2000, naturalmente con tecnologie di 25 anni fa. Quindi era necessario un aggiornamento tecnologico, ma questo non poteva essere fatto anche dal punto di vista di sostenibilità finanziaria se prima non veniva anche ampliato e quindi adesso l'operazione è conclusa, quindi dovrebbero essere fortemente diminuite le emissioni d'origine, che era quello che per quanto riguarda la popolazione ovviamente creava più disagio. Un esempio, è stato detto, concreto e virtuoso di economia circolare.